Buongiorno, ben ritrovati, domenica 30 novembre, in onda come sempre, quindi buona domenica a tutti e iniziamo con la cronaca perché è davvero tanta la cronaca oggi, parleremo però anche di politica. Intanto iniziamo con la cronaca che ci porta subito a Padova, truffe agli anziani sgominata dalla polizia, una banda di trasfertisti campani, 11 ordinanze di custodia cautelare al vertice. C'era un affiliato alla camorra che gestiva l'organizzazione dagli arresti domiciliari. Venivano raccolti tra giovani napoletani lusingati o costretti a trasformarsi in truffatori, tutti giovani, meglio se incensurati. Finivano poi nelle maglie di una ben oliata organizzazione di stampo malavitoso specializzata nelle truffe agli anziani nel ricco nord Italia, dove le famiglie sono meno numerose, con la tecnica del finto maresciallo o del finto avvocato. A tirare le fila della banda un 32enne napoletano già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, appartenente al clan camorristico che opera nel rione Forcella, con a fianco una 22enne e altre 9 persone. In totale sono 11 le ordinanze di custodia cautelare eseguite dalla squadra mobile di Padova in collaborazione con quella di Napoli in un'operazione denominata Blackbird. In carcere sono finiti il capo e la 22enne, gli altri sono stati colpiti da obblighi di dimora. Insieme dovranno rispondere di 16 capi di imputazione, tra i quali l'associazione a delinquere, una banda organizzata. E c'era una ripartizione di ruoli ben decisa, c'era un promotore che praticamente pianificava l'attività delittuosa e attraverso una serie di elementi riusciva a individuare le persone da aggredire e quindi comunicava alle persone che andavano in trasferta, i cosiddetti trasfertisti, i posti dove recarsi per commettere queste truffe o queste estorsioni. Chiaramente queste persone erano abituate, diciamo sì, molto abituate a prendere in giro le persone, riuscivano a fare dei discorsi molto lunghi, riuscivano a intrattenere l'anziano molte volte quando è solo ha anche bisogno di compagnia, quindi veramente facilmente cedeva alle lusinghe di questi soggetti qua. Un modus operandi consolidato con i trasfertisti che arrivavano nelle città nel mirino in treno e ripartivano poi compiendo 1 o 2 cambi. Per raggiungere le vittime anziani, persone fragili e sole, contattate già nei giorni precedenti, si usavano taxi o auto a noleggio. Una volta nelle case i finti avvocati o finti carabinieri raccimolavano quanto più oro e denaro contante possibile, con una selezione dei truffati a seconda della disponibilità. Una nuova frontiera degli affari malavitosi. E si può ritenere praticamente un business che comporta anche meno rischi perché non vengono usate armi, quindi praticamente anche le pene previste sono sicuramente inferiori rispetto a una situazione in cui si fanno le rapine con le armi. Recuperare gioielli consente anche di poter riciclarli in maniera molto facile perché i gioielli possono essere fusi, quindi trasformati in ingotti e quindi avviare sul mercato clandestino dell'oro. 15 le truffe ricostruite dalla polizia di Padova, coordinata dal sostituto procuratore Claudia Brunino. 2 commesse a Padova, 2 a Venezia, 1 a Verona tra il gennaio e il maggio 2024. A giugno 2024 le richieste di custodia cautelare concesse dal GIP del Tribunale di Padova il mese scorso. Un'indagine lunga e meticolosa condotta da una squadra specializzata di poliziotti della squadra mobile di Padova che ha seguito tutte le mosse della banda partita a gennaio 2024 con l'arresto di un 18enne napoletano che aveva appena truffato e derubato un anziano di Cadoneghe. Ho preso questa telefonata da sto maresciallo che mi ha detto che mio figlio aveva avuto un incidente, che ha preso sotto una donna con sua figlia, su strisce pedonali, che era in stato di ferma e mamma e figlia in ospedale. E poi mi ha chiesto 8.500 euro per non farlo andare in tribunale. E non ci ha pensato un attimo? Il maresciallo dei carabinieri ha detto adesso arriva l'avvocato. È partito tutto da qui, dall'arresto in stazione a Padova del 18enne napoletano che poche ore prima aveva sottratto contanti e gioielli in oro a Gianpietro Gerona, anziano di Cadoneghe. L'uomo, grato alla polizia che aveva recuperato tutto, compresi i ricordi della moglie scomparsa, aveva deciso con coraggio di raccontare nel gennaio 2024 quanto accaduto per mettere in guardia altre persone, e a parlare era stato anche il telefonista
telefonino di quello che sarebbe stato il primo trasfertista fermato dalla polizia, che dai merli, da cui il nome dell'operazione, ovvero gli esecutori materiali delle truffe agli anziani riconoscibili per l'abbigliamento nero, ha ricostruito l'organigramma della banda. Un'organizzazione che teneva sotto costante controllo chi si muoveva nel territorio, facendo persino fare foto dei gioielli o facendo contare ai telefoni contanti e chiedendo loro che il bottino non fosse mai inferiore ai 2-3 mila euro. Parliamo di un reato odioso che viene perpetrato nei confronti di persone vulnerabili. Parliamo anche di persone ultranovantenni, che sono gli anziani della nostra storia, la nostra memoria, vanno coccolati, tutelati. Reato odioso posto in essere da persone vigliacche, perché appunto se la prendono con persone indifese. Recuperati e restituiti dalla polizia contanti e gioielli per circa 400.000 euro, ma di lavoro da fare ce n'è ancora. Nella provincia di Padova dall'inizio dell'anno sono stati già perpetrati 671, definiamoli, vengono definite truffe agli anziani. Molte volte si tratta di vere e proprie estorsioni, se non rapine e se non appunto furti, 671 dei quali 258 nel capoluogo, con una media di circa 10.000 euro di refurtiva. I conti sono presti fatti e parliamo di 5-6 milioni di proventi di attività illecite solo nella provincia di Padova. Continuiamo con la cronaca, rimaniamo sempre a Padova. I carabinieri della stazione di Piove di Sacco hanno eseguito un'ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e del divieto di dimora a carico di un uomo accusato di atti persecutori ai danni dell'ex fidanzata. Dallo scorso febbraio l'uomo avrebbe molestato e minacciato la donna, causandole un grave stato di ansia e di paura e timore per la propria incolumità, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. Aveva deciso anche per questo a gennaio di interrompere la relazione iniziata 3 anni prima. Da quel giorno l'uomo ha iniziato a manifestare comportamenti ossessivi con messaggi, presentandosi presso l'abitazione e contattando le amiche per sapere se avesse altre relazioni amorose. L'indagato, che ha rifiutato l'applicazione del braccialetto elettronico, è stato sottoposto alla misura di divieto di dimora nel comune di residenza della parte offesa. Ed ora andiamo invece a Treviso, innanzitutto con un incidente purtroppo accaduto a Roncade alle 4:40 di questa mattina. Un ragazzo di 26 anni è uscito di strada ed è finito contro un albero. Il ragazzo che sta rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto è stato liberato grazie all'operato dei vigili del fuoco. Il giovane è ricoverato presso l'ospedale Cafoncello di Treviso in gravi condizioni. Ovviamente parleremo di questo incidente anche nel corso del nostro telegiornale alle 19:30 a partire da Treviso. E parliamo ancora di furti e di ladri in azione. A Refrontolo, prese di mira 2 abitazioni, nella prima in via Piero delle Ceste. I malviventi hanno agito intorno alle 19, colpo poi ripetuto alle 22 in via Vernazze, rifurtiva non ancora quantificata. Sul caso indagano i carabinieri di Pieve di Soligo, carabinieri questa volta di Oderzo, chiamati giovedì sera invece per un furto sventato dalla proprietaria, che si è trovata faccia a faccia con dei ladri acrobati. Io ho visto mia sorella disperata, nel senso: Luisa, guarda che mi sono entrati i ladri. Come sono entrati i ladri? Me li sono trovati davanti e io gli ho risposto vaffanculo. E così ha messo in fuga i ladri acrobati che erano saliti sul suo terrazzino. Protagonista la proprietaria di questo appartamento del condominio che fa angolo tra la Postumia e via Martiri della Libertà Oderzo. Tutto accaduto nella serata di giovedì, come ci racconta la sorella che gestisce questo negozio, dove la tenda porta ancora i segni del salto che hanno fatto i ladri per arrivare al terrazzino. Senti il rumore della tenda, qualcuno ci ha sbattuto la testa, però dopo una seconda volta sono tornata, sono uscita e sono andata a vedere. All'ultima volta che esco vedo mia sorella abita in quell'appartamento che guarda la Postumia, mi fa: Luisa, sono venuti i ladri. Erano verso le 7 di sera, i negozi tutti aperti ancora, forse l'immobiliare aveva appena chiuso e niente, loro si sono arrampicati su. Qui ci sono i 2 segni, qua 1, 2, si vedono le strisciate delle mani. Se io le vado a abbassare la
e si vedono anche le 2 mani. 3 gli individui su un'auto scura. Probabilmente mentre il terzo faceva da palo, 2 sono usciti e 1 è salito sulle spalle dell'altro. Il tempo di spostare i fiori pensando che dentro non ci fosse nessuno e l'incontro con la proprietaria che non ha avuto paura ad affrontarli. A quel punto fuga precipitosa con tracce lasciate ovunque, prontamente rilevate dai carabinieri giunti subito sul posto. Un condominio più volte purtroppo nel mirino dei ladri. Hanno rubato biciclette, ma direttamente dal garage, direttamente... Poi ci sono stati che furti in auto? Furti in auto, hanno rotto la macchina di mio figlio una sera, dei vicini di casa ci hanno avvisato che avevano sentito questo colpo e hanno rotto il vetro per portare via un profumo. Poi perché non avevano trovato niente hanno lanciato la boccetta contro la vetrina del negozio qua a fianco. Mio figlio a un certo punto ha deciso di cambiare macchina, si sentiva minacciato. Ci spostiamo ora nel Bassanese dove non si ferma l'ondata di furti in abitazioni nel territorio, c'è chi ha deciso di creare un apposito gruppo WhatsApp. Malviventi scatenati, furti in abitazioni a raffica, residenti esasperati, territorio in ginocchio. Un quadro per niente positivo, quello dipinto nelle ultime settimane in tutto il comprensorio, da Bassano a Cassola Mussolente, da Pove del Grappa a Loria, da Rossano Veneto all'Alta Padovana. Nessun comune è escluso da questa ondata di colpi che stanno davvero preoccupando la gente. A Rossano solo nelle scorse ore almeno 3 abitazioni sono state prese di mira tra via Rocchi e via Novellette, tra furti riusciti e tentati, tanto che una residente molto preoccupata per ciò che sta accadendo nel suo paese ha deciso di aprire un gruppo WhatsApp circoscritto al comune che in pochissime ore ha registrato un numero importante di adesioni. Problema a cui non si trova chiaramente soluzione se non che cercare un attimino di aiutarsi l'un con l'altro. Il telefono oramai ce lo portiamo praticamente appresso sempre in mano e quindi c'è maggiore possibilità di avere subito un'immediata segnalazione di quello che sta accadendo in paese, no? La cosa che fa specie è proprio il fatto che la gente non si sente sicura proprio tra le 4 mura domestiche. Il luogo più sicuro, più tranquillo che dovrebbe essere la casa, purtroppo non è più tale. Non lo è più, c'è chi ha la fortuna anche di avere allarmi piuttosto che sistemi di controllo, no? Perché oramai oggigiorno bene o male cerchiamo tutti di monitorare in qualche modo casa, soprattutto quando siamo assenti. C'è chi invece magari non ha possibilità o comunque è anziano o magari è via. Un gruppo che significa una maggiore attenzione da parte dei residenti che possono essere il famoso occhio in più per le forze dell'ordine, indirizzandole nei punti più a rischio. Oramai le segnalazioni sono continue praticamente su tutta diciamo tutto il territorio, ecco. Sì, la gente non ne può più. No, decisamente no, e quindi proviamo a vedere se magari questo può aiutare come deterrente, quantomeno a essere un attimino più allertati, ecco, questo. Se si vede la segnalazione sul gruppo, almeno la persona può anche contattare il vicino di casa e dire: guarda, sono via, butta un occhio, vedi se magari c'è qualche luce accesa, qualcosa, ma diventa anche più facile aiutarsi poi tra vicini. E per contrastare i numerosi furti in atto nelle ultime settimane, a Cassola lunedì partirà il servizio antirapina. Intanto il sindaco Stangerlini invita a denunciare sempre i reati subiti. Contrastare i colpi in abitazione anche attraverso l'intensificazione di controlli da parte degli agenti della polizia locale. Partirà infatti lunedì prossimo, 1° dicembre, a Cassola, il servizio antirapina che si protrarrà sino al 6 gennaio 2026. Avrà durata fino alle 21 di sera per ogni sera e per 2 sere a settimana arriverà fino a mezzanotte o all'1. Quindi è un'intensificazione degli sforzi da parte della polizia locale di Cassola e naturalmente si affianca a tutta una serie di iniziative che stiamo portando avanti, dal controllo di vicinato anche all'intensificazione della sorveglianza notturna da parte della nostra azienda di security. Diventa fondamentale un vero e proprio lavoro di squadra, nel senso i cittadini, i residenti, le forze dell'ordine e le istituzioni. Indubbiamente, se vogliamo veramente proteggere il nostro territorio, la nostra comunità,
dobbiamo fare squadra, non facendoci prendere, diciamo, dall'esaltazione o dall'esasperazione, come molto spesso purtroppo vedo e leggo anch'io nei social, ma agendo con testa e con razionalità. A proposito, il sindaco Stan Gherlin lancia un appello preciso. Se succedono fatti o delitti di carattere predatorio, ma qualsiasi altro, è importante denunciare, perché se non c'è la denuncia il reato a livello statistico non esiste, e se non esiste questo si ripercuote sugli organici delle forze dell'ordine, che rimangono tal quali e non vengono integrati, e si ripercuote sull'indice di delittuosità, che è poi un fattore che viene considerato dal Ministero per erogare fondi ai comuni. E dunque, alla luce dei sempre più numerosi furti che ogni giorno riempiono le cronache locali, ci si interroga su come affrontare il problema. Noi l'abbiamo chiesto direttamente ai cittadini. E qua non si può più neanche andare fuori tranquillamente, insomma. Perlomeno in casa, ti vai in casa è un fastidio. C'è sempre meno sicurezza, no? Quello sicuramente, siamo un po' impauriti tutti a girare la sera, andare insomma a prendere la macchina nei parcheggi. Prima di Natale normalmente aumentano sempre, ogni anno, però ultimamente c'è troppo poco controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e troppa gente che cerca di vivere in questo modo, andando a fare furti. Un'ondata di furti che sembra non lasciare scampo e che si sta estendendo a macchia d'olio su tutto il territorio. Ogni giorno se ne sente una nuova e i cittadini non ne possono più. Di fronte a una situazione sempre più inaccettabile, si torna a discutere delle possibili soluzioni. Illuminare le strade di notte, perché anche da noi, io sono di Cittadella, ma la zona di notte viene spenta perché chiaramente si cerca di risparmiare. Quindi l'illuminazione, poi chiaramente una supervisione maggiore delle forze dell'ordine. Non ognuno che si chiuda a casa sua, ma che guardi fuori dalla finestra, che provi a intuire quando c'è qualche personaggio un po' che vedi che è problematico. Ci vorrebbero più controlli, perché comunque, come dicono, non ci sono tante pattuglie di polizia in giro, manca proprio il personale. È chiaro che il singolo cittadino cerca di proteggere se stesso. Ecco il discorso, metto l'allarme, sto più attento, mi controllo un po' il vicino. Quello senz'altro noi possiamo farlo e sarebbe da farlo. Chiaramente anche come vicinato ci siamo sempre più allontanati, abbiamo una società nella quale siamo sempre più chiusi noi stessi, meno partecipiamo, e quindi anche questo è chiaro che diamo la possibilità a chi fa queste attività di furto e via dicendo, è più facile. Ed ora andiamo in Friuli Venezia Giulia, andiamo a Trieste e parla ai nostri microfoni Alfonso Buonacore, l'ex titolare della Pizzeria Delfino a Trieste. Dopo aver saputo dell'approfondimento di Ring sul caso di Liliana Resinovic, l'uomo ha deciso di raggiungere la redazione per chiarire la questione relativa alla sua conversazione con Sebastiano Visentin. Lei ha fatto questa conversazione con Sebastiano alcune sere fa, sì. Ma lei era consapevole che Sebastiano la stava registrando col cellulare? Non lo posso sapere, no, perché si parlava a quattro occhi e non lo potevo sapere che lui mi stava registrando, capisci? Tutto qua. E lei quindi è andato da Sebastiano per... Sono andato di buona fede, io ho messo la faccia e perciò non ho niente da nascondere, capisci? Tutto qua. Non una strategia per costruire un alibi a favore di Sebastiano Visentin, unico indagato per la morte della moglie Liliana Resinovic, ma un gesto fatto in buona fede per contribuire alla ricerca della verità. Così l'ex titolare della Pizzeria Delfino, Alfonso Buonacore, ha spiegato la sua visita a casa del marito di Liliana in via Verrocchio. L'ex ristoratore aveva raccontato a Sebastiano che la moglie, in una data imprecisata fra il 2019 e il 2020, gli aveva chiesto di venderle 2 sacchi neri, dichiarazione che potrebbe essere considerata a favore della tesi del suicidio, dato che Liliana, il 5 gennaio 2022, fu trovata senza vita nel boschetto di San Giovanni, racchiusa proprio in 2 sacchi neri.
Tali sacchi dunque potrebbero essere comparati con quelli in possesso di Alfonso Buonocore, che ha riferito alla nostra emittente di essere pronto a parlare con gli inquirenti qualora venisse convocato. L'uomo, secondo precedenti dichiarazioni, sarebbe stato invitato da un carabiniere, un tale Enzo, a non parlare della questione, ma, stando quanto riferito, dopo quasi 4 anni dal fatto non poteva più aspettare. Allora il discorso cos'è? Sta Crista di come è morta. Sinceramente non si sa, dopo 4 anni non si sa sta Crista povera come è morta. Questo. E allora volevo dare un aiuto agli inquirenti, solo per quello. Ti ripeto, io ho messo la faccia perché non ho niente da nascondere, capisci? Tutto qua, dai. Le domande comunque rimangono. Perché nella conversazione registrata quel sabato sera in via Verrocchio Sebastiano ha negato di conoscere Alfonso? L'ex ristoratore alla nostra redazione ha riferito di essere andato da Visintin proprio perché lo conosceva. Perché un carabiniere avrebbe consigliato a Buonocore di farsi gli affari propri? Sul fronte delle indagini intanto sono attesi gli esiti dei nuovi esami sui reperti del caso Resinovic, operazione che richiederà tempo. Le recenti risse a Pordenone riaccendono i riflettori sul tema sicurezza in stazione. Il consigliere Salvador ha i nostri microfoni. In quell'area vogliamo le forze dell'ordine 24 ore su 24. Pretendo e pretendiamo, perché siamo davvero stufi di questa situazione, che qua, almeno qua in stazione, che è la zona davvero più sensibile e più delicata, ci sia una costante 24 ore su 24 pattuglia di qualche forza di polizia. Un presidio fisso 24 ore su 24 nei pressi della stazione di Pordenone. È questa la proposta che sarà presentata durante il prossimo Consiglio Comunale dal consigliere Salvador dopo le 2 violente risse che negli ultimi giorni hanno destato preoccupazione tra residenti e attività della zona. Quando succede una rissa, scoppia una rissa, troviamo sempre una volante, un paio di giorni e poi mi pare di capire, tipo oggi, non c'è assolutamente nulla. Martedì scorso in via Mazzini, nei pressi della stazione, 15 persone di nazionalità straniera si erano affrontate in una rissa con calci, pugni e spintoni e che aveva coinvolto persino pistola a pallini usate tra i contendenti e contro i passanti. Giovedì sera un nuovo episodio di violenza si era verificato all'autostazione delle Corriere, vicino agli stalli delle biciclette. Qui una trentina di giovani di nazionalità straniera si erano scontrati tra calci, pugni e spintoni, con alcuni testimoni che riferiscono la presenza anche di coltellini. Vi ringrazio perché siete veramente un presidio voi, anche di informazione, perché noi consiglieri abbiamo delle informazioni, ma non così tante ovviamente come potete ottenerne voi. Io rimango a bocca aperta e devo dire la verità, io sono anche stufo. Per l'ennesima volta siamo qua a parlare di sicurezza, per l'ennesima volta ci troviamo in una situazione, questa, quella della zona, ma non è solo questa, della zona della stazione dei treni, ma anche altre zone, parliamo di Piazza Risorgimento, Piazza Costantini, eccetera. Ora basta, davvero sono stufo di sentire sempre, tutti i giorni, le stesse cose. Grazie signore che mi sta applaudendo. Lo stesso Salvador ritorna sulla rissa di giovedì sera. Vorrei fare un accesso agli atti per capire quando è intervenuta la polizia locale, quanto sono state identificate le persone e che tipo di relazione c'è rispetto al fatto, perché qualcosa non mi torna rispetto a quello che ho letto e qualcosa che invece le persone mi hanno detto che è accaduto. Quindi io come consigliere comunale farò un accesso agli atti che è riservato per capire davvero come sono andate le cose. E parliamo di sicurezza anche nel nostro territorio, quindi a Vicenza, per chiedere alle istituzioni uno stop al degrado. C'è stata una manifestazione in centro, ad organizzarla i commercianti che in corteo hanno attraversato Corso Palladio, scatenando uno slogan: Vicenza pretende sicurezza. Vicenza pretende sicurezza! Adesso basta, è la seconda volta che lo chiediamo. Continueremo a chiederlo perché, ripeto, Vicenza pretende sicurezza e noi siamo sicuri che ce la meritiamo. Così l'organizzatore della manifestazione contro il degrado dilagante in città, promossa dai commercianti, a cui hanno partecipato molti cittadini del centro e delle periferie. In testa al corteo, composto da circa 300 persone, lo stesso striscione della prima camminata partitica di protesta che si era svolta la scorsa primavera. Oggi c'è la volontà di ribadire quello che abbiamo chiesto il 10 maggio, perché non è cambiato nulla, anzi la situazione è peggiorata. E noi ci rivolgiamo sicuramente a tutte le istituzioni, in particolare l'amministrazione locale, perché
è il primo fronte per fronteggiare il degrado e l'insicurezza. E adesso si sta veramente male, vengono aggrediti addirittura i ragazzi, questa è una cosa che proprio mi dà fastidio, che stanno passeggiando, si stanno divertendo per il centro storico. Abbiamo portato delle foto che possano testimoniare la realtà di Vicenza, ciò che sta succedendo un po' ovunque. Ed una notizia è arrivata ora: si sono concluse questa mattina a Legnago le operazioni di disinnesco di un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale a Verona, rinvenuto durante i lavori all'interno di un cantiere edile. L'intervento di bonifica ha comportato l'evacuazione di circa 800 residenti nel raggio di 431 metri, la cosiddetta zona rossa, nella fascia di sicurezza individuata dalla prefettura di Verona. La bomba da 500 libbre è stata trasportata in una cava ad Albaredo, dove verrà fatta brillare. Tutti gli evacuati sono stati riaccompagnati in casa e i varchi sono stati tolti per il ripristino della viabilità proprio alcuni minuti fa. Ed ora andiamo a Treviso. Treviso, Partito Democratico all'attacco dopo gli aumenti delle tariffe comunali decisi da Casugana, rincari senza precedenti, inspiegabili per le opposizioni al lavoro per presentare una serie di emendamenti al bilancio, e un'interrogazione è stata depositata in merito alle tempistiche della delibera che contiene il provvedimento. Le famiglie trevigiane devono sapere che la 13ª dell'anno prossimo la dovranno dare al sindaco Conte. Rincari per asili, mense e trasporto scolastico. Il Partito Democratico parte da queste voci per attaccare l'amministrazione Conte, definendo gli aumenti inseriti a bilancio improvvisi e inspiegabili. L'ennesima scure che si abbatte su un ceto medio sempre più fragile. Le famiglie che magari hanno più figli si trovano a pagare più mensa, hanno tolto anche l'agevolazione per i secondi figli sostanzialmente, e poi non dimentichiamo che 2 anni fa questi hanno avuto un aumento anche dell'aumento dell'autobus da MOM rilevante, e quindi sono tutte cose che cadono sempre negli stessi soggetti, no? Quindi alla fine diventa pesante per una tipologia di persone che sono le famiglie con figli. Il milione di euro che il Comune introiterebbe dall'applicazione delle nuove tariffe in vigore dal 1° gennaio deve essere trovato altrove, proseguono i consiglieri di opposizione. Noi riteniamo che in un bilancio come quello del Comune di Treviso le risorse per non pesare sulle famiglie con bambini, sulle persone più in difficoltà, su chi appunto ha già pagato in maniera profonda l'aumento di prezzi e la perdita di potere di acquisto di questi anni sia una priorità, per cui noi siamo già al lavoro per identificare parti del bilancio da dove ricavare quelle risorse che l'amministrazione Conte dice di voler ottenere dalle famiglie con questa manovra scellerata che ha portato all'aumento delle tariffe per questi servizi essenziali per le famiglie. Una grande stangata con il PD che sostituisce i volti di Robert Redford e Paul Newman nella locandina della celebre omonima pellicola, con le facce di Mario Conte e dell'assessore al bilancio Riccardo Barbisan. Palestre, servizi cimiteriali e la grande questione, l'aumento dei costi per parcheggiare in città e l'eliminazione della sosta gratuita in pausa pranzo. I Dem non mancano di rilevare come uno dei motivi addotti dall'amministrazione Conte per ritoccare il piano parcheggi del predecessore Giovanni Manildo fosse proprio il pericolo di dover aumentare gli importi orari, e ora invece l'hanno fatto loro stessi. E poi il tema strettamente politico, la tempistica con cui la delibera è stata pubblicata all'albo pretorio. Abbiamo presentato un'interrogazione anche per chiedere quali motivazioni. Di solito le delibere di giunta vengono pubblicate dopo 3 giorni, sarebbe stato esattamente prima delle elezioni regionali, e invece questa volta, fatalità, le delibere di giunta sono state pubblicate dopo 10 giorni e quindi abbondantemente dopo le elezioni regionali. Una lunghezza, un ritardo che è molto sospetto. Difficile pensare che l'assessore al bilancio sarebbe stato eletto in regione nelle liste della Lega se i rincari generalizzati fossero stati resi pubblici prima, attacca Pelloni. Ma il PD rileva anche un altro aspetto politico. La gran parte dei rincari va a colpire i settori di cui sono referenti le assessore di Fratelli d'Italia Rosanna Vettoretti e Gloria Sernagiotto, congelate nelle scorse settimane dal sindaco. Per le opposizioni avrebbero troppo poco peso in giunta per difendere gli interessi di mondi come scuola e commercio. E dunque parliamo di aumenti, trevigiani sorpresi e preoccupati per il destino del commercio in città. Se sempre meno persone a causa del rincaro dei parcheggi sceglierà delle alternative al centro storico. Un po' troppo alto, perché non aumentano gli stipendi del 20-30% e quindi è difficile dire aumento e direttamente aumentare da 3 euro a 5 euro, da 3 a 3,50 a 4, ma
certi aumenti secondo me sono un po' troppo alti. Andavano applicati progressivamente, secondo i trevigiani, gli aumenti alle tariffe comunali, da quelli legati al mondo della scuola, mense e trasporti, ad asili e palestre, fino al nodo più dibattuto, quello dei parcheggi. Sono pochi quelli che prendono atto guardando il bicchiere mezzo pieno. È sempre sì, triste quando aumentano, ma penso sia un discorso di costi, perché aumentano i costi anche della gestione probabilmente, quindi penso sempre dipende da cosa ottieni da quello che paghi, no? I più mettono i costi comunali nel grande calderone dei rincari che si sono abbattuti negli ultimi anni sia sulle famiglie che su chi vive da solo. Sta aumentando tutto per tutto tranne lo stipendio. E come si fa? Si fanno i conti a fine mese per cercare di quadrare il tutto. Gli aumenti sono dappertutto, in ogni caso, e cosa dobbiamo fare? Quello di pagare e basta, perché altre alternative non ce ne sono, perché la politica purtroppo è quella che è e quindi si spera però, e andiamo avanti sempre sperando. L'aumento del costo dei parcheggi e l'eliminazione della finestra gratuita dalle 13 alle 15 sono notizie accolte con preoccupazione dai cittadini, certo, ma anche dagli ambulanti del mercato che si allineano ai timori dei negozianti della città. La gente potrebbe decidere di non venire più in centro? Sì, già fa fatica a venire perché ci sono pochi parcheggi, se oltretutto costano di più viene meno sicuramente. E la pausa pranzo gratuita agevolava, in qualche modo incentivava? Sì, era una comodità. È un disastro perché già ce ne sono pochi e se ne approfittano ancora di più. Questo è il problema. Sono rimasta male quando ho letto la notizia stamattina perché trovo non sia giusto per il centro di una così bella città di Treviso. È diventato veramente complicato venire in centro per noi cittadini ma anche per i commercianti. Abbiamo paura che insomma, vada a morire il centro di Treviso ed è un vero dispiacere. Questo mi dispiace molto perché è già molto in difficoltà, ecco. Non mi piace vedere la città con soliti negozi solo dei grandi, delle grandi firme. Questo veramente è una cosa che non mi piace. E si va in quella direzione? Senz'altro ormai. E proprio le associazioni di categoria del commercio sono quelle salite per prime sulle barricate. Il sindaco Mario Conte fa sapere di aver già avviato un confronto con Ascom. Mi sono sentito col presidente Capraro, nei prossimi giorni ci incontreremo perché vogliamo assolutamente condividere quelle che sono le esigenze di bilancio con quelle che sono le opportunità. Mi preme ricordare al mondo del commercio che questa è un'amministrazione che sta investendo sul polo universitario, che sta investendo sui grandi eventi, stiamo investendo sugli eventi in città, stiamo investendo sulla promozione della città. Per questioni di bilancio abbiamo dovuto fare delle scelte, l'ultima cosa che avrei voluto fare è quella di ritoccare le tariffe. È altrettanto vero che se noi andiamo a guardare tutto il mondo è soggetto ad aumenti e non possiamo pensare che il comune rimanga fermo con le tariffe del 2010 con l'obiettivo di tenere in piedi il bilancio. Rincari inevitabili, ripete Conte, ma aggiunge anche che il margine per apporre eventuali correttivi ancora c'è. Capisco il dispiacere, capisco anche qualche arrabbiatura, è altrettanto vero che sono assolutamente disponibile a far vedere le carte, i conti e a trovare anche soluzioni alternative se il mondo del commercio lo riterrà. Sarà mia cura anche in questa fase di mal di pancia sedermi al tavolo con loro per capire se possiamo rivedere qualcosa, correggere e migliorare. Abbiamo iniziato questa prima edizione parlando di truffe, parliamo però insomma di truffe a Padova, ma di truffe ce ne sono tante, soprattutto ai danni di persone anziane. Ne parliamo insieme al direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Intanto direttore, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, prima di partire con altri argomenti, abbiamo ricevuto oggi in redazione davvero tantissime chiamate di persone a cui era arrivato un numero WhatsApp da parte del CUP. Ricordiamo che non è invece il CUP, quindi da spiegare bene, e che chiedono di fare alcuni passaggi con quel numero. Purtroppo poi quei passaggi comportano invece lo svuotamento dei conti correnti, quindi l'attenzione deve essere alta e direttore, vanno proprio a toccare la salute, per cui una persona che magari si trova un messaggio dicendo chiamate che ci sono degli aggiornamenti, una persona magari ci cade e chiama.
Certo, perché è chiaro che una persona che sta attendendo un esito di un esame o sta attendendo magari perché deve fare una visita magari anche dopo un po' di tempo specialistica, è chiaro che quando vede un messaggio di questo tipo, che è un falso messaggio, chiaramente potrebbe richiamare e quindi dare fiato a questi personaggi, poco sono dei delinquenti sostanzialmente quelli che si comportano così. Io credo che, lo dico a tutti, il numero del CUP è il 0422 2107 01, questo, e nei messaggi troverete questo e assolutamente quindi non rispondete mai a messaggi di questo tipo. Se avete qualsiasi ragionevole dubbio è preferibile chiamare appunto il CUP dell'ULSS per capire telefonicamente, per capire se effettivamente quel messaggio è un messaggio veritiero. Noi non utilizziamo ovviamente quella formula che stanno utilizzando questi personaggi. Ecco, e ovviamente oltre alla denuncia ai carabinieri, perché poi sono truffe che vanno a toccare purtroppo le tasche dei cittadini, non seguite dei percorsi che vi chiedono di seguire con questo numero, perché non lo fa il CUP, direttore? Assolutamente no, perché il CUP quando manda qualcosa dice: lei deve venire, Francesco Benazzi deve venire giovedì 30 dicembre alle ore 17 presso i poliambulatori Borgo Cavallo presso l'ospedale a fare questa visita, dà la data e l'ora. Ecco, manda questo. Oppure se sono esami istologici legati, appunto, è un esame direttamente che arriva alla persona e per cui venga a prendersi l'istologico, oppure apra questo e trova l'istologico, trova l'esito dell'esame. Quindi assolutamente noi non usiamo questa metodologia e va ovviamente, nel momento in cui trovate questi messaggi, cancellateli subito. E se avete qualche dubbio, piuttosto chiamate il CUP telefonicamente. Ecco, direttore, intanto la ringraziamo, perché questo purtroppo è uno dei problemi che sta capitando un po' a tutti, perché non solo alle persone fragili, questo messaggio sta arrivando davvero a tantissime persone. Cambiando argomento, direttore, abbiamo riscontrato, insomma, si è registrato un aumento davvero importante di persone che fanno uso di psicofarmaci, di antidepressivi, un aumento davvero importante. Sì, è un aumento legato molto, lo diciamo, purtroppo al post-Covid sostanzialmente. Il tasso ovviamente di utilizzo di questi farmaci, ma soprattutto l'ansia e la depressione in questo dopo il Covid sono aumentati ovviamente per un uso intensivo dei social media, e quindi di fronte magari anche a modelli realistici di successo, di felicità, perché spesso e volentieri vediamo sul Facebook eccetera dei modelli che non sono poi reali, e questo crea chiaramente dei problemi importanti alle persone, di depressione e anche di patologie psichiatriche, e contemporaneamente crea un isolamento sociale. Noi lo vediamo in particolare nei ragazzi, lo stiamo vedendo molto sia dal punto di vista dell'ansia. Noi stiamo seguendo 534 adolescenti sostanzialmente che, segnalati dalla scuola, dalla famiglia, hanno problemi di ansia, ma stiamo anche seguendo molti adolescenti, diciamo dai 14 ai 19 anni, che hanno una depressione, e questa depressione sta aumentando molto di più dopo il Covid, tanto che effettivamente i sintomi si vedono, li vedono in classe: cambiamento dell'umore, isolamento sociale, utilizzo di relazioni ovviamente abbastanza scontrose, oppure insonnia a casa, quindi tutta una serie di segnali che fanno capire che effettivamente c'è stata una situazione di netto peggioramento rispetto al passato. Ecco, quindi anche le scuole, le istituzioni che chiamano l'ULSS per cercare di far aiutare a questo punto anche tantissimi ragazzi.
Certo, noi abbiamo un ottimissimo rapporto di protocolli con la scuola e anche con i comuni, dove sostanzialmente cerchiamo, ecco, di anticipare, è un messaggio che mando anche ai genitori: se vedono dei comportamenti strani da parte dei loro adolescenti, dei ragazzi, dei minori, non si devono preoccupare, ecco, non devono avere in testa lo stigma perché mio figlio è depresso, mio figlio è ansioso, non vado ai servizi. Bisogna farlo perché bisogna superare questa, perché è un unico modo per, come dire, per aiutare questi ragazzi, aiutarli mettendoli in mano a uno psicologo, mettendoli in mano a un educatore, cercando ovviamente di fare in modo che superino questi problemi, che sono legati ovviamente spesso e volentieri negli adolescenti o a problemi che si sono creati in famiglia, o cambiamenti significativi di vita, che può essere il cambio di una scuola, il bullismo, cioè ci sono tanti stress che bombardano i ragazzi e che ovviamente poi creano questi stati di ansia o di depressioni. Tenga conto che il suicidio è la seconda causa di morte tra i ragazzi dai 15 ai 19 anni. La prima sono incidenti stradali, la seconda è il suicidio, che è legato ovviamente a pensieri depressivi, e quindi i ragazzi manifestano, ecco, queste richieste di presa in carico. Bisogna, e la scuola lo fa la famiglia, bisogna accoglierli subito in modo tale da evitare, ecco, gli estremi gesti che potrebbero fare. Ecco, noi avevamo sentito anche alcune farmacie ci dicevano appunto dell'aumento anche da parte degli adulti di antidepressivi. Sì, il rapporto ormai, sì, è chiaro che il rapporto tra adulti e giovani è di circa 7-1. Ecco, e guardi caso, più colpiti oggi, una volta sembrava, almeno dai rapporti di qualche anno fa, un rapporto 4-1 sono i maschi, che cominciano a fare più uso rispetto alle donne di psicofarmaci. Quindi è chiaro che si sta un po' capovolgendo anche, diciamo, quello che succedeva qualche anno fa, e troviamo soprattutto dal punto di vista proprio delle persone anche over 60 che utilizzano tanti psicofarmaci perché o sono insonni, non riescono a superare lo stress del vivere da soli, qualcuno vive da solo, eccetera eccetera, per cui non hanno delle aspettative di vita molto belle, almeno credono loro, hanno questo stress cronico e di conseguenza si sentono anche inadeguati per quanto riguarda l'ambiente che li circonda. Allora il modo per frenare l'ansia, che è molto legata alla depressione, si utilizzano questi psicofarmaci per cercare di alzare il tono dell'umore ed essere ovviamente meno isolati, meno depressi. Direttore, un'ultima domanda che riguarda ormai quella fatidica dell'influenza. Ieri abbiamo sentito anche il virologo Pregliasco che ci diceva un'influenza, davvero una stagione dura quella di quest'anno alle porte, 30.000 i veneti già a letto con diversi sintomi. Sì, guardi, allora adesso oggi, lo continuo a dire, non so cosa ha detto Pregliasco, però oggi noi siamo al sottotipo AH1N1, che sarebbe l'influenza dell'anno scorso con una variante bivittoria. Quella vera influenza, diciamo la H3N2, che dovrebbe arrivare, come dicevamo anche altre volte, a metà di dicembre, ecco, quella sarà, come diceva Pregliasco, come ha detto lei, che ha detto Pregliasco, molto forte, molto importante. Devo anche dire che oggi come oggi, dai dati che noi abbiamo per questa simile influenza, purtroppo quelli più colpiti, perché gli anziani, gli over 65 e chi è malato, fortunatamente anche ieri abbiamo fatto 700 vaccinazioni nella Vaccination Day, quindi la gente gli anziani, le persone a rischio si stanno avvicinando all'influenza, fanno l'antinfluenzale, quello che dicevo nuova, e fanno il Covid, e invece chi non lo fa purtroppo sono quelli a rischio sotto i 60 anni, che sono 8,1 su 1000 che rischiano di prendere l'influenza, cioè dei dati che noi abbiamo, rispetto invece agli over 65 che si riduce, visto la vaccinazione, al 2,1. Quindi la raccomandazione è veramente vaccinatevi quando avete delle patologie croniche importanti, scompenso cardiaco, bronchite cronica ostruttiva, asma grave, scompenso, diabete, eccetera. Ecco, è importante vaccinarsi, perché poi il rischio dell'influenza, quando partirà decisamente a dicembre, il rischio è di arrivare in ospedale ed essere
essere ricoverati, cosa che è decisamente da evitare. Oggi noi abbiamo alloggi per questa similinfluenza, cioè diciamo il sottotipo H1N1, ne abbiamo già 145 ricoverati. Solo di questi, immaginiamoci quando sarà dicembre. Direttore, metà dicembre. sì, immagino. Direttore, io la ringrazio davvero. Grazie a voi, grazie a lei e buona giornata. Grazie, buona domenica, grazie direttore. Grazie. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo subito qui in studio. Siamo tornati nuovamente in studio e parliamo ora di giovani. Ci sono state delle iniziative importanti, un progetto importante per cercare di risolvere, se possibile, o di arginare, ecco, meglio, il fenomeno del disagio giovanile. Lo hanno fatto un progetto che si chiama Giovani in Centro. Vi presento subito gli ospiti che si sono collegati, che sono Marco Provenzano, responsabile di questo progetto Giovani in Centro. Tanto buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Grazie. Anna Corrò, presidente di Volontari Insieme. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti voi, bentrovati. Grazie. E Alessandra Granzotto, che è una studentessa del progetto Giovani in Centro. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo da Anna Corrò, che per capire come è andata. Allora, ci sono state 2 giornate importanti dove sono state fatte delle attività in centro a Treviso proprio con i giovani. L'ultima è stata venerdì. Com'è andata? Avete avuto insomma un'adesione importante di ragazzi che si sono avvicinati? Abbiamo avuto un'importante adesione sia dei ragazzi sia delle famiglie, questo ci fa ben pensare e abbiamo un ritorno anche molto importante. I ragazzi hanno molto apprezzato questo tipo di incontro, questo il voler farli partecipare insieme ovviamente alle famiglie, fare un percorso, creare un percorso assieme. E quindi siamo veramente orgogliosi di questo progetto che già è iniziato nel 2023, quindi adesso sta cercando di concludere, di far sintesi di quello che è stato fatto, di raccogliere le parti più importanti e cercare di continuare con questo percorso anche al di là della chiusura dei 3 anni di progetto. Si è dimostrato molto importante, sono stati momenti partecipati che hanno aiutato i ragazzi a superare dei momenti di solitudine, una solitudine non scelta, ma una solitudine per mancanza di legami familiari, personali, amicali, per una serie di situazioni, e questo li ha aiutati ad avvicinarsi alle azioni progettuali insieme con le famiglie per essere ascoltati. Sono stati veramente dei momenti di incontro che hanno creato dei collegamenti di fiducia. I ragazzi sono stati accolti, non accettati, sono stati accolti per quello che loro sono, per le loro potenzialità, per i loro desideri, sono stati ascoltati e hanno trovato la possibilità di esprimere se stessi, essere se stessi senza dimostrare nulla. Questo vuol dire raggiungere l'obiettivo, raggiungere degli obiettivi importanti. Ora sta l'impegno della comunità tutta, della comunità educante, quello che dovrebbe fare da paracadute ai ragazzi, di continuare con questo tipo di atteggiamento e continuare con questo tipo di incontri. Ecco, Marco, noi abbiamo visto prima scorrere qualche immagine, ne abbiamo parlato con te anche venerdì di questo camper, avevamo accennato che era arrivato sotto la stazione di Treviso, che è una delle zone calde della città, e com'è andata alla fine? Ma questo è un tentativo che stiamo facendo, ovviamente sperimentale, di agganciare i ragazzi soprattutto che vengono dai contesti informali o non strutturati, no? Perché c'è tutto un giro di ragazzi che frequenta le scuole, che fa parte di associazioni, gruppi sportivi. Poi invece questi ragazzi che poi finiscono anche nei giri, diciamo, della violenza o delle baby gang, spesso non afferiscono a qualche gruppo organizzato, eccetera. E quindi bisogna andare a intercettarli, incontrarli e fare una proposta educativa.
Quindi quello che cerchiamo di fare, questo camper ha girato anche nel retro di Piazza Borsa, via Fiumicelli, stazione delle Corriere, cavalcavia della stazione, li incontra, gli propone una street music e diventa una sorta di presidio educativo che avvicina ragazzi che hanno desiderio di partecipazione e allontana quelli invece che sono legati, diciamo, a dinamiche di violenza. Ecco, a livello di numeri, hai qualche numero per dire quante persone, quanti ragazzi si sono avvicinati sia al camper sia alle varie iniziative più o meno? Sì, beh, certo. Allora, l'operatività di strada con il camper, diciamo, ovviamente se si colloca in un luogo quale la stazione delle Corriere, che è molto frequentato, diciamo, ci sono stati contatti numerosi, più di 250 ragazzi, diciamo, che si sono avvicinati nelle diverse uscite. Poi, diciamo, abbiamo coinvolto anche i ragazzi in diversi modi, facendo anche dei questionari sottoposti alle scuole con 1 migliaio di risposte rispetto appunto a alcune questioni, come vedono loro il centro storico, la loro relazione con gli adulti, con gli spazi urbani, eccetera. E poi abbiamo fatto anche delle attività di street sport, street art in centro. Ecco, proprio sono tutti dei tentativi, perché sapete che anche i nostri centri storici, che sono vincolati a una sovrintendenza, è difficile avere accesso alle piazze, però nel 2025 ci sono delle modalità nuove per coinvolgere i ragazzi e rendere questi spazi adatti a loro. Io volevo anche chiedere un'altra cosa a Anna Corò, dopo magari faccio una domanda anche ad Alessandra. Oggi noi abbiamo avuto anche come ospite il direttore generale dell'ULSE 2, ci diceva c'è un aumento fra i giovanissimi, come diceva lei, di solitudine e quindi depressione, un fenomeno che sta preoccupando, perché noi parliamo di baby gang, ma non è solo questa la problematica, non ci sono solo le baby gang o il disagio giovanile, c'è anche questo tipo di problematica, giovani che si stanno chiudendo e quindi soffrono maggiormente la solitudine. Certo, la solitudine è un problema che è trasversale, perché è per i ragazzi, è per gli adulti, è per gli anziani. È una solitudine non scelta, una solitudine che arriva dalla mancanza di legami, dalla mancanza di capacità di tessere dei legami che possono essere familiari, amicali, di vicinanza. E, probabilmente tutto è legato un pochettino anche alle famiglie, allo sfilacciamento delle famiglie, quindi già il legame stenta a partire all'interno delle famiglie e poi ovviamente si riversa nella società, si riversa nella collettività. Noi facciamo fatica a distinguere la parola collettività dalla parola comunità. La collettività sono persone che si incontrano, è un numero, sono persone che sono insieme, escono, si ritrovano. La comunità è altra cosa. La comunità, ed è quello che abbiamo bisogno di ritrovare, evitando di curare sempre il sintomo, ma cercando di andare nella prevenzione. Se noi vogliamo lavorare nella prevenzione, dobbiamo lavorare nella comunità, nella costruzione della comunità, riuscire a riallacciare quel filo rosso di fiducia tra le persone e non essere sempre in posizione di difesa, ma riuscire ad aprirsi all'altro. E questo riesce a creare dialogo, confronto e la fiducia stessa. Se noi riusciamo attraverso questo lavoro di comunità a riagganciare ogni persona a un collegamento di fiducia, avremo fatto un grandissimo lavoro. Ovviamente questo lavoro è un lavoro di comunità. E se la comunità riesce a fare questo, anche i ragazzi ne troveranno beneficio, perché troveranno situazioni di ascolto, adulti di ascolto, non pronti a denunciare, non pronti a giudicare, ma pronti ad accogliere, ad ascoltare. Essere accolti dai ragazzi non vuol dire accettare tutto quello che fanno, ma vuol dire dare la possibilità a questi ragazzi di essere se stessi, non avere sempre quella necessità o quel dovere di prestazione, certo, di dimostrare qualcosa sempre a qualcuno. Ecco, questo deve essere il lavoro di prevenzione, il lavoro di comunità.
Noi abbiamo un grandissimo lavoro con l'ULSS, con le altissime professionalità che ci aiutano nei progetti di volontariato, quindi è un lavoro che cerchiamo di fare in comune, ovviamente anche con le amministrazioni locali che sono indispensabili. Questa sinergia deve assolutamente continuare e deve esserci, altrimenti sarà difficile costruire comunità. Alessandra, giovanissima, studentessa, fai parte del progetto Giovani in Centro, ci sono state 2 iniziative, 2 giornate che hanno coinvolto voi ragazzi, quindi vi siete trovati un po' insomma a confrontarvi anche con altre realtà, con altri ragazzi, altre storie di vita. Com'è andata? Posso dire che è andata molto bene, sono fiera dei ragazzi che sono venuti a partecipare, che si sono messi in gioco e hanno accettato la possibilità di stare al centro, di essere protagonisti, diciamo, per un giorno a Treviso, una città che molte volte a noi ragazzi può farci sentire staccati, che può farci paura. Queste 2 giornate, sia il 14 giugno che quindi il 28 novembre, siamo stati proprio protagonisti. Abbiamo potuto confrontarci, conoscere nuove persone, che a volte ci risulta anche molto difficile, e anche divertirci stando alle regole e rispettando la nostra città. È stato molto molto bello. Ecco, è difficile confrontarsi con persone, con ragazzi che hanno altre storie alle spalle. Abbiamo sentito, insomma, sono stati coinvolti anche ragazzi che magari, tra virgolette, vengono chiamati difficili. È stato difficile confrontarsi con loro? In realtà a volte abbiamo solamente tanti pregiudizi, a volte sentiamo tutte queste storie, tutte queste cronache, quindi abbiamo paura, ma stando là, stando insieme, vedendo che alla fine la differenza non è molta, siamo tutti giovani, solo che alcuni sono stati etichettati. Non è molto difficile, certamente all'inizio ci può stare un po' di timidezza, un po' di paura nel vedere il diverso, ma dopo, divertendoci, mettendoci in mezzo con una battuta, una risata, un po' di sport, poi dipende anche dal laboratorio, con la musica, che sono tutte cose che tendono a farci stare insieme. Abbiamo capito che non c'è nulla di male, non c'è differenza, alla fine siamo tutti uguali dentro, siamo tutti giovani che hanno bisogno di stare insieme, perché c'è tanto bisogno di stare insieme e di stare al centro della città. Marco ha detto insomma parole importanti, Alessandra ha detto abbiamo bisogno di stare insieme e il fatto di confrontarsi con altre realtà. Insomma, ci raccontavi anche di quel ragazzo che è stato coinvolto, che è un ragazzo che appartiene ad un gruppo, ecco, chiamiamolo così, ad un gruppo magari un po' più difficile, eppure lui è stato a contatto con tutti i giovani ed ha partecipato a queste attività. Quindi è importante sì la famiglia, ma è importante anche che trovino ragazzi che magari seguono le regole, forse questo potrebbe essere un aiuto anche per loro a rispettarle. Sì, mi è piaciuta questo intervento di Alessandra perché proprio ha parlato di ragazzi etichettati, eccetera. Non dimentichiamoci questo dato difficile che è uscito, insomma, come provincia prima in Italia per denuncia a carico dei minori, vuol dire che probabilmente a fronte poi di reati, numero di reati non così effettivi e corrispondenti. Quindi vuol dire che c'è una tendenza della comunità adulta, del centro, a essere un po' giudicante nei confronti dei ragazzi. Ecco, invece, quando abbiamo dovuto proporre questo tipo di laboratori e di esperienze, abbiamo fatto anche un classico volantinaggio in centro, andando anche in quelle zone dove appunto ci sono queste categorie di ragazzi, incontrandoli, ascoltandoli, facendogli la proposta di partecipare. E loro quasi non aspettavano altro che ci fosse qualcuno che venisse a parlare con loro e non solo per identificarli o etichettarli, no? Così si crea una relazione, come diceva Alessandra, non è automatico, c'è un po' di timidezza all'inizio, quando uno capisce che c'è un genuino desiderio di coinvolgimento, poi li abbiamo invitati a venire alla sera a partecipare agli eventi, si sono presentati, all'inizio stavano lì un po' in disparte, dopo a un certo punto hanno iniziato a entrare, a far parte, generare relazioni con gli altri e questo è molto importante, insomma. Progetti come questi, Marco, sono importanti per cercare di capovolgere quel sistema che ormai sembra un po' radicato nel trevigiano, dove insomma si parla tanto di violenza, baby gang, sicuramente c'è stato, l'abbiamo visto nei fatti insomma di cronaca, però
forse questi progetti potrebbero su 100 magari 50 riportarli un po' alle regole. Sì, anzitutto diciamo che questa questione giovanile non riguarda solo Treviso, no? È una questione nazionale, circa 78 città in Italia hanno manifestato presenze di violenza o baby gang, insomma, cose di questo tipo. Quello che noi cerchiamo di fare, come diceva giustamente la nostra Presidente, ho visto prima che il direttore dell'azienda sanitaria, insomma, fare rete, no? Come comunità educante. Quindi noi per esempio adesso abbiamo lanciato un'iniziativa di predisposizione di un documento, che lo vogliamo chiamare Treviso Città Educante, nel quale appunto coinvolgiamo sia le organizzazioni del terzo settore, l'amministrazione, i commercianti, le parrocchie e anche i gruppi informali giovanili che devono essere consultati rispetto a questo processo perché ne sanno, essendo composti da ragazzi. E una volta predisposto lo concluderemo a marzo, lo presenteremo anche alla cittadinanza come un contributo di proposte per affrontare insieme collettivamente come comunità queste sfide che riguardano anche temi abitativi, temi di integrazione, i quartieri, perché poi tutto quello che non si sviluppa e si risolve lì ricade poi nel centro di Treviso e crea l'emergenza. Il problema è veramente un po' più ampio. Ecco, noi siamo quasi al termine, però io vorrei fare un'altra domanda ad Anna Corò. Quanto è importante che questi percorsi e questo progetto non terminino così, ma possano andare avanti? È importantissimo, è di vitale importanza che i progetti che iniziano possano continuare la loro vita al di là dei tempi programmati per i finanziamenti che riescono ad avere. Ovviamente è un problema di risorse, chiaramente, ma noi come filosofia di volontariato abbiamo questo tipo di visione del mondo, nel senso i progetti devono essere riproposti, le azioni che funzionano e che lavorano bene devono essere coltivate, prese in considerazione dalle amministrazioni locali e hanno bisogno anche di coraggio, il coraggio di continuare, il coraggio di investire, perché ovviamente i risultati sono nel lunghissimo percorso, non sono immediati e bisogna avere proprio la capacità, la tenacia, la forza di investire in queste progettualità. Ovviamente magari non tutte all'interno di un progetto, ma quelle che funzionano di più. È un atto importantissimo, un atto che spetta ovviamente all'amministrazione regionale, le amministrazioni locali, ma è qualcosa che deve essere fatto, dare la possibilità a queste progettualità di continuare. Allora solo in questo modo noi potremmo avere dei risultati e riuscire ad incanalare le cose, non dico nel giusto verso, ma le aiutiamo a camminare in maniera diversa. Questo noi lo facciamo per i ragazzi, non lo facciamo per noi stessi e l'ascolto a quello che propone il volontariato, il terzo settore è fondamentale perché è un rapporto immediato con il territorio, un rapporto immediato con le persone e questo è quello che si impara e questo è quello che fondamentalmente chiedono. Quindi è veramente un atto di grande governo, di grande manager, il fatto di saper investire in queste azioni. Lo facciamo solo ed esclusivamente per i ragazzi, perché sentendo Alessandra, questi sono i nostri ragazzi, questi sono i nostri ragazzi. E infatti io chiuderei con Alessandra prima di andare in pubblicità, perché Alessandra, se dovessi lanciare un appello alla nuova giunta regionale appena eletta, che investa nel sociale, che investa in voi giovani, ce n'è bisogno, che cosa diresti? Beh, ovviamente chiederei molti più spazi di aggregazione, perché io sto di Treviso, ma ce ne sono veramente pochi. In tutta la regione ci sarebbe bisogno. E non solo di stare in ufficio, dico, a questi grandi organi, ma venite nella città, venite nelle nostre città, vedete il disagio di cui tanto parlate, venite, parlate con questi ragazzi, sono veramente così irrecuperabili oppure si può fare qualcosa? C'è tanto bisogno sia di spazi, di ascolto da parte dell'adulto e di comprensione. Perché veramente abbiamo bisogno, io ma come tutti i ragazzi, etichettati o meno, di essere ascoltati, di avere spazi, di potersi sentire parte della nostra città, parte della nostra comunità. Quindi
spero in questa nuova giunta che si possa fare qualcosa di buono. Risponda. Io intanto ringrazio davvero tutti, ringrazio Alessandra in primis per anche questo appello che poi noi faremo veicolare alla Regione, e ringrazio anche Anna Corrò di Volontari Insieme, la Presidente. Grazie davvero, Presidente. E anche Marco Prevenzano, che è responsabile del progetto. Io ti ringrazio davvero per tutto, speriamo che questo progetto continui. Ti ringrazio anche per essere stato qua e anche insomma per aver partecipato anche venerdì per spiegare proprio questi progetti importanti che coinvolgono i giovani. Grazie davvero. Grazie a voi per lo spazio, buon lavoro. Grazie, noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, abbiamo davvero poco prima di arrivare alla nostra rubrica ormai consueta della domenica, la nostra rubrica percorsi. Abbiamo parlato di truffe, ne parleremo anche nel corso dei nostri telegiornali, perché abbiamo ricevuto anche tante segnalazioni, tanta gente che purtroppo ha risposto a determinati messaggi e si è trovata insomma con soldi in meno, addirittura con i conti correnti a zero dopo queste chiamate. Quindi l'invito, vi ricordo, proprio del direttore generale dell'ULSS 2, non rispondete a nessun messaggio con un cellulare via WhatsApp del CUP, perché il CUP non ha non ha questo sistema, e se avete dei dubbi ovviamente dovete contattare direttamente il numero fisso del CUP se avete qualsiasi tipo di dubbio. E poi ovviamente nel corso del nostro telegiornale parleremo anche di giovani. L'avete sentito con i nostri 3 ospiti, un importante progetto, visto che si parla sempre di devianza, disagio giovanile. Ne abbiamo parlato anche con Benazzi di purtroppo casi di depressione, quindi parleremo anche di questo. E dunque, come vi dicevo, siamo arrivati alla rubrica percorsi, che chiude la prima edizione domenicale. Oggi incontriamo Carlo Rapicavoli, direttore generale della provincia di Treviso e direttore dell'ANCI Veneto, che ci racconta il suo percorso di vita e di fede nella pubblica amministrazione. A me non rimane che salutarvi e ringraziare Edoardo Paris e Francesca Pezzo in regia, e l'appuntamento per la prima edizione domani vi lascio alla nostra rubrica. Nuovo appuntamento con percorsi in questa domenica, con noi Carlo Rapicavoli. Grazie intanto per essere qui. Grazie a voi. Intanto raccontiamo il percorso di vita di Carlo Rapicavoli. Allora, io provengo dalla Sicilia, dall'Etna, il mio paese, Nicolosi. Sono nato 58 anni fa. Ho vissuto la prima parte della mia vita in Sicilia, a laurea, i primi lavori da giornalista, da avvocato, da presidente della cooperativa giovanile. Poi per una serie di vicende personali, familiari, per scelte, ma soprattutto perché il mio obiettivo era quello di entrare nell'amministrazione veramente come magistrato, ho fatto una serie di concorsi e mi sono trovato a Treviso. Siamo nel 1996 e da quel momento ho iniziato il mio percorso nella provincia di Treviso, prima da dirigente dell'ambiente, poi da direttore generale ormai da 20 anni, e poi da direttore di ANCI e UPI, quindi di tutti i comuni del Veneto e le province del Veneto. Ecco, questo è il percorso di vita. E all'interno di questo percorso di vita il percorso di fede? E il percorso di fede anche in questo caso lo dividerei in 2 parti. Cioè la mia prima parte di vita, l'esperienza in Sicilia, diciamo una fede, se mi passate il termine, classica. Cioè vengo da una famiglia che mi ha educato alla fede, ho fatto molta attività nella parrocchia di appartenenza, da piccolo, da chielichetto, poi catechista, presidente di Azione Cattolica, ministro straordinario dell'Eucaristia, poi ho fatto il liceo dei Salesiani, e questo percorso però mi ha portato con la maturità, ma anche con il cambio e il trasferimento a Treviso, a un percorso di ricerca. Sono in una continua ricerca di conoscere e di capire e di approfondire la mia fede, passando da un periodo tradizionale di quella cultura che derivava dall'educazione familiare e dal contesto di vita,
a una ricerca più matura che mi porta ogni giorno di più a vedere quanto c'è bisogno di approfondire e di capire la fede e porsi tutta una serie di domande che ogni giorno mi pongo. Ecco, la fede però applicata alla vita quotidiana e anche a un ruolo dirigenziale come il suo. Ma per me è molto importante, lo è sempre stato, ma quasi è come un atteggiamento naturale nelle relazioni con gli altri, con chi lavora con me e con l'esterno, ma anche nella scelta nei provvedimenti da assumere, nella relazione con gli altri. Ho sempre cercato, non so con quali risultati o se ci sono riuscito, a mettere al primo posto la persona in ogni suo aspetto. Quindi nella relazione fra colleghi all'interno per creare il clima migliore possibile, cercando di capire le esigenze di tutti e non ponendosi come l'autorità o la scala gerarchica nella relazione con gli altri, ma soprattutto considerato che l'idea che io ho di amministrazione, soprattutto di amministrazione locale, è quella di essere al servizio del territorio e dei cittadini, cercare di comprendere prima di adottare provvedimenti quali sono le aspettative e le esigenze del territorio e delle persone soprattutto. Non è semplice, non è semplice perché bisogna trovare le necessarie mediazioni fra le volontà dell'amministrazione, la normativa da applicare e le aspettative di chi si relaziona con gli uffici. Ma avendo una formazione di un certo tipo, un atteggiamento nei confronti degli altri, cercare di capire le esigenze, credo che questo in tutti questi anni mi ha aiutato. No, non so se viene percepito o non so con quali risultati, io ci provo ogni giorno. Quindi la fede è servizio agli altri? La fede è anche servizio agli altri. Cioè, la fede io la vivo in un'esperienza certamente intima e personale perché deve farmi capire e comprendere un percorso di vita e di capire quello che ho dentro di me prima di portarlo fuori. E queste convinzioni che sono sì di fede ma anche filosofici per la mia cultura classica, giuridici per il mio percorso di vita e professionale da giurista, cerco di mettere insieme e di rendere coerente tutto questo percorso. Cioè gli approfondimenti di fede, gli approfondimenti professionali e di cultura che mi portano poi ad essere quello che sono. Ecco, torniamo un attimo indietro. La differenza della Chiesa, chiamiamola del Sud, la Chiesa siciliana, invece è la Chiesa veneta. Beh, allora ovviamente ci sono molte analogie ma anche molte differenze. Cioè la cosa che appare più evidente è la devozione popolare forte legata a delle tradizioni anche storiche che caratterizzano molto le chiese siciliane e del sud. Una devozione forte che riguarda, non so, la devozione ai santi, alla Madonna, le processioni, che risentono anche dalla storia della Sicilia. È forte per esempio l'influenza spagnola o le caratteristiche di feste di popolo, che qui al nord non trovo. Ma le analogie li vediamo nella crisi che la Chiesa sta attraversando rispetto alla presenza dei fedeli alla messa domenicale o al ruolo che la parrocchia deve avere. E mi domando, e questo lo pongo sempre come una questione problematica, dove sta andando la Chiesa e dove sta andando in particolare la comunità parrocchiale? Perché da un certo punto di vista ci potrebbe essere la tendenza di vedere la parrocchia come un ruolo che fa da supplente o intervento sostitutivo alle carenze da parte delle istituzioni nell'assistenza sociale, all'aiuto ai più deboli. E è naturalmente molto importante, ma senza perdere però il percorso di fede, perché altrimenti diventa un surrogato delle istituzioni sociali. Allora questa è una domanda che ci dobbiamo porre, cioè rispetto a come riavvicinare o ritrovare o riportare nell'autenticità della fede i fedeli nella parrocchia, ma anche vedere in che modo la parrocchia non può essere avulsa dal contesto sociale in cui si trova. È un equilibrio non facile. Lo so, ma ad esempio la Chiesa ad esempio siciliana e gli oratori nel suo percorso di vita
come per molti altri sono stati essenziali. Adesso gli oratori sono vuoti, non sono più centri di aggregazione per i giovani e forse questo porta ad avere dei problemi anche di tipo sociale. Certamente. Cioè, l'oratorio, è chiaro che dicevo prima, ho fatto 5 anni ai Salesiani, proprio l'oratorio salesiano è la caratteristica dell'istituto. Ma c'erano la parrocchia, negli anni della mia infanzia, era il luogo di incontro, soprattutto io non vengo da una città, ma vengo da un paese, Nicolosi, di allora di 5.000 abitanti, quindi la parrocchia era il punto di riferimento, ci trovavamo lì nella canonica o negli spazi che la parrocchia metteva a disposizione. E la parrocchia è il centro di incontro, ma da dove nasceva la cultura politica, da dove si formavano la coscienza sociale, cioè adesso questo non c'è più. Ma non c'è più in Sicilia come non c'è in Veneto. Ma allora bisognerebbe rifondarla questa situazione? Bisognerebbe rifondarla, ma non guardando al passato, perché quel modello non torna più. Cioè, com'è il sistema di comunicazione attuale, i social, le attività cui i giovani vengono coinvolti, non possiamo pensare di riportare quel modello. Dobbiamo cercare come comunità cristiana di fornire ai giovani un'alternativa di crescita e di vita che sia però aderente al contesto in cui ci troviamo. Cioè, la nostalgia del passato non ci porta da nessuna parte, è vero, ce l'abbiamo tutti. Io ricordo veramente con nostalgia 50 anni fa, quando frequentavo la parrocchia in un certo modo, perché si stava bene, perché c'era il luogo di socialità, ma non è più questo e non possiamo neanche pensare di riportarlo a quel modello. Dobbiamo cercare di dare un riferimento con valori autentici, naturalmente fondati sulla fede, perché di questo parliamo. Ecco, ma come si riesce, ad esempio, ripartendo ad esempio dalle basi del Vangelo, ad attrarre i giovani? Lei che vive nel pubblico, vive a contatto con i sindaci che sono la prima linea della nostra comunità e che affrontano i problemi soprattutto dei giovani, mi vengono in mente i casi di bullismo, la violenza, insomma ce n'è per tutti i giorni, no? Questa credo che sia la sfida non del futuro ma del presente. Cioè, dobbiamo cercare istituzioni pubbliche per il lavoro da tempo, le parrocchie o anche tanto volontariato, l'associazionismo che comunque caratterizza questo territorio, di fare un'alleanza per cercare di proporre dei modelli. Cioè, dobbiamo cercare questo non perché, ripeto, la parrocchia deve essere un surrogato o qualcosa di sostitutivo all'ente pubblico, ma cercare di proporre insieme dei modelli che portino via i ragazzi dalla strada o affrontano quei fenomeni che purtroppo sono sempre più frequenti. Anche a Treviso li registriamo con grande preoccupazione. Ma chi può fare da catalizzatore di questa, diciamo, da una parte esigenza, dall'altra offerta? Tutto dipende dalla buona volontà delle persone. Cioè, io lo dico sempre questo. È chiaro che abbiamo tanti sindaci che adesso in incontro molto spesso si stanno ponendo il problema. È chiaro che lo guardiamo l'istituzione pubblica, l'ente locale rispetto a quello che può fare la Chiesa, lo vediamo su punti di vista diversi. Cioè, noi che lavoriamo nei comuni o nella provincia abbiamo come primo obiettivo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini, cercare di togliere i ragazzi dalla strada, cioè, cerchiamo di realizzare scuole che siano sempre più accoglienti, che possono andare oltre l'attività scolastica curricolare per avere dei luoghi di incontro, quindi cerchiamo, per quello che è la competenza delle istituzioni, di dare degli spazi di incontro. Questo è la stessa cosa che possono fare le parrocchie, ma troviamoci insieme. Cioè, quello che ho sempre cercato, il modello che da anni sostengo, è quello del dialogo e del confronto, cioè ciascuno per il ruolo e la competenza che ha, ma avendo un obiettivo comune, e in questo caso l'obiettivo che può avere il sindaco o che può avere il presidente della provincia, che può avere il parroco o il vescovo, coincidono. Quindi diciamo che è solo la grande alleanza tra fede e vita quotidiana può far crescere nuove generazioni? Secondo me sì. Cioè, io porto per quello che può valere l'esperienza personale. Cioè, nel mio impegno, che mi ha assorbito parecchio tempo della mia vita, perché mi sono dedicato veramente tanto al mio lavoro,
Il percorso di fede, lo dicevo prima, caratterizza le mie scelte e il mio impegno, cioè cercando di orientare non solo all'adempimento burocratico, ma cercare di capire che una certa scelta o un certo comportamento nelle relazioni devono servire a migliorare la società in cui viviamo. Ed è chiaro che se non ragioniamo sulle giovani generazioni innanzitutto, cioè il percorso è giovani generazioni ma anche giovani modi di approcciarsi, quindi non demonizzare magari gli strumenti ma imparare a utilizzarli. Ma demonizzare gli strumenti non serve a niente. No, non serve a niente, cioè esprimere dei giudizi negativi sui nuovi sistemi di comunicazione, in senso a cosa serve? Cioè non serve ad eliminarli, cioè non è attraverso i divieti, non portate più il cellulare in classe, va bene, durante le ore di lezione non usate i social, risolviamo il problema in questo modo, cioè non possiamo bloccare il tempo. Dobbiamo cercare di viverlo e di orientarlo, cioè dobbiamo stare al passo coi tempi ed è molto difficile perché l'evoluzione della società è velocissima e noi siamo più lenti. C'è l'evoluzione che ci porterà l'intelligenza artificiale, di cui adesso ancora stiamo cogliendo i primi segni, ma che è una delle più grandi rivoluzioni che avremo non nei prossimi decenni, ma nei prossimi mesi. Cambia completamente il nostro modo di imparare, di informarci, di dialogare. E allora qual è la responsabilità che io personalmente sento, ma che devo sentire tutte le istituzioni in senso ampio, e qui ci sta certamente anche la parrocchia, cioè affrontare le sfide del presente e del futuro cercando di dare delle risposte o delle indicazioni. Poi c'è la libertà di scelta, però un modello lo dobbiamo offrire, cioè che non è solo il modello che trovano in strada, ma c'è anche un altro modello e poi insomma la libertà di ciascuno di scegliere, ma questa possibilità di scegliere la dobbiamo dare. Ma da questa parte siamo pronti, siamo formati a proporre un'alternativa? È la grande sfida, cioè ce la dobbiamo fare e ce la dobbiamo fare prima di tutto perché ha responsabilità di governo in senso ampio, e io parlo a livello locale, non mi spingo a livelli superiori. Però è la sfida che dobbiamo affrontare. Però la rete dei comuni esiste? C'è dialogo tra i comuni, almeno qui nella Marca e non solo? Allora, fortunatamente nel nostro territorio, la provincia di Treviso c'è, ma c'è storicamente perché i comuni sono abituati a dialogare con l'associazione dei comuni della Marca o anche all'interno della provincia. Sono diventati, ma da tempo, non da adesso, dei luoghi di incontro, e magari in altre realtà io da direttore dell'ANCI di tutto il Veneto o dell'UPI delle province del Veneto vedo che a Treviso è particolare, perché l'associazione dei comuni della Marca trevigiana, che ha abituato da decenni i sindaci a dialogare, magari a Padova o a Vicenza non si trova. Allora di questa realtà o di questa capacità di fare rete dobbiamo approfittarne, e sono dei modelli che ormai da diverso tempo, almeno da quando sono a Treviso io, in vari ambiti questa capacità di fare rete ha dato dei risultati. L'ha fatto nell'attività culturale, cioè, ricordo attività da 20 anni fa, la Rete Eventi Cultura, era nato qui a Treviso, che non era soltanto un modello per mettere insieme gli eventi culturali, oppure a Rete delle Biblioteche Trevigiane, ma era una modalità per mettere insieme le amministrazioni locali e lavorare facendo rete. E se riusciamo a fare rete in tutto il territorio si possono affrontare anche le sfide. E lo dobbiamo fare utilizzando i nostri dipendenti, formandoli a questo nuovo approccio rispetto a quello che sono le sfide della società ci pone. Ecco, ma allora possiamo dire, concludendo, che la Marca trevigiana potrebbe diventare una sorta di laboratorio per questa rete di comunità, alla quale però devono partecipare anche le parrocchie, che molte volte per motivi anche, diciamo così, di presenza di sacerdoti a volte sono sole, a volte sono anche, come dire, un po' dimenticate. Io me lo auguro. Nel mio piccolo, per quello che posso fare, cerco di lavorare in questa direzione, e dobbiamo aiutare i nostri parroci perché ne hanno bisogno, sono pochi, e hanno bisogno dell'aiuto di tutta la comunità per lavorare insieme in questo percorso.
Poi parlando da dentro le istituzioni dobbiamo cercare di allargare questa rete per evitare che magari ci troviamo per risolvere le questioni contingenti che le amministrazioni abbiamo, dalle esigenze di bilancio, dai tagli, dalla gestione del personale, ma allargando l'orizzonte a quello che la società ci richiede. È ottimista nel futuro? Sono sempre ottimista, non farei questo lavoro. Ma da laico o da credente? Da laico e da credente, sono sempre ottimista. Grazie a Carlo Rapicavoli. Grazie a voi.